frattempo è arrivato a razzo il legittimo impedimento che ha passato tutti Sì. ed ha tagliato il traguardo, va bene? Allora però sul processo breve, per esempio, il responsabile di giustizia del PD dice no, così come è stato fatto non si può accettare, ma si può accettare l'idea che il processo finisca per decorso del tempo, ma a seconda delle organizzazioni disponibili, delle risorse disponibili nei singoli distretti. Quindi proviamo a immaginare un processo complesso, che so, per fallimento, può durare massimo un certo periodo a Reggio Calabria, a Milano meno, devo supporre. Però queste sono obiezioni specifiche, le capisco, però qui diciamo nel nostro spazio a me piacerebbe capire una sua spiegazione politica di perché, qual è il nodo politico intorno a cui si sta giocando la partita giustizia dentro il PD, al di là ovviamente del discorso Berlusconi, perché giustamente tra l'altro Andrea Orlando diceva dimentichiamoci un attimo di Berlusconi. Allora, quali sono i principi di incompatibilità tra una parte della magistratura come lei e una riforma della giustizia a sinistra, nel centro-sinistra? Allora, vorrei precisare che ovviamente parlo come cittadino, certo esperto, che non ho assolutamente la pretesa di esporre il punto di vista dell'intera magistratura, però vorrei riportarmi a delle parole, a mio avviso, molto profonde e precise che ha scritto Edmondo Bruti Liberati, il quale in una recente relazione ha ricordato come i contrasti tra politica e giustizia, diciamo così, più che tra politica e magistratura, nascono all'inizio degli anni 90 con l'inizio dei grandi processi che hanno visto coinvolti per corruzione e altri reati esponenti della classe politica. È ricordato in quella sede, ma ormai è opinione condivisa, che in quel momento inizia un periodo di difficile sopportazione del controllo di legalità. Borrelli ricordava che il controllo di legalità pieno, assoluto, come la Costituzione prevede, non è gradito a nessun tipo di maggioranza, di colore politico, va bene? Allora, per molto tempo si è inseguita l'idea delle maggiori garanzie, di un garantismo da assicurare come una sorta di brand che ha giustificato l'ingresso sulla scena delle nostre leggi, di molte leggi che hanno devastato il processo, l'hanno trasformato in una corsa ad ostacoli dei tempi imprevedibili. Allora, io personalmente qui non faccio differenza tra destra e sinistra, mi interessa poco, mi creda, che se ne dica all'esterno. Io credo che qualsiasi forza politica dovrebbe avere, come dire, il coraggio di dire se la Costituzione prevede la separazione dei poteri, il potere giudiziario, il potere che ad altri piaccia o non piaccia questa definizione, deve essere messo in grado di assicurare l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Non è accettabile nessuna mediazione su questo punto. Il giudice è indipendente se assolve quando vi è una richiesta invece di condanna della pubblica opinione. Ma il PD perché ha ceduto a questo? Perché è diventato un partito come gli altri e esso stesso un po' corrotto? Ma le posso chiedere, perché lo chiede a me? Cioè, perché il PD è diventato così, lo devi chiedere a chi ha responsabilità nel campo della giustizia. Perché lei, per esempio, una delle cose molto interessanti del suo libro è che lei veramente non fa differenza su questo tra il centrodestra e il centrosinistra, sinceramente, insomma, lei critica Prodi come... Allora io voglio un giudizio da cittadino. Io vado per esempi concreti, allora su singoli argomenti ho più, come dire, dimestichezza ad un discorso che cerchi di spiegare. Quando si discuteva del processo breve, un uomo di grandi qualità politiche come Enrico Letta dice, forse si è lasciato scappare una frase, beh, insomma, certo non è una cosa bella, ma si può comprendere del lecito difendersi dal processo. Ha detto questo. Non è possibile dirlo questo. Non lo può dire un giurista e secondo me non lo può dire nessuno che abbia responsabilità politiche. Nel processo ci si difende. Allora, perché questa posizione sia emersa? Io devo dire con franchezza, non saprei dirlo, rimango sorpreso talvolta in qualche interlocuzione tecnica e aperta che talvolta avviene, ripeto le stesse cose. Io mi augurerei soltanto che queste posizioni venissero riviste, darle una spiegazione politica, beh, insomma... Lei ce l'ha con Violante su questa storia? No, aspetti, nel libro lei ce l'ha su Violante, su una citazione che Violante fa di Francis Bacon, in cui parla naturalmente... Sì, qui lei dice inaccettabile. Però io sono andata a riprendermi la citazione di Violante su Leoni e Troni, è perfetta, e Francis Bacon non si può dire che non sia un uomo che abbia avuto integrità di pensiero sulle questioni della giustizia. Dice Francis Bacon che i giudici debbano ricordare che il trono di Salomone era appoggiato su 2 leoni, uno a ciascun lato. Questi giudici devono dunque essere i leoni
ma non, anche se non i leoni sotto il trono. Quindi voglio dire, è una corretta, diciamo, un corretto discorso quello di... E non aveva detto che i leoni dovevano essere sotto il trono, Violante. Bacon, però io le cito però Violante, che dice che non saremmo arrivati alla crisi attuale se alcuni settori della magistratura non avessero ceduto alla tentazione di trasformarsi in una sorta di protettorato della Repubblica. Allora, io vorrei che fosse chiaro, non appartengo a quella parte della magistratura che ritiene che sia tutto difendibile. Abbiamo delle responsabilità ed ecco perché è necessario che esse vengano anche allo scoperto e apprezzo quando questo accade. Ma l'idea di addebitare ad una pretesa della magistratura di come dire, governare la cosa pubblica, la situazione in cui ci troviamo, non è corretto. La giustizia si trova in uno stato di crisi perché da 20 anni almeno, o quasi, questo conflitto sta distruggendo il processo, parlo del processo penale di cui sono esperto, senza minimamente ricorrere alle misure organizzative che tutti richiedono. Lo sa quanti tribunali ci sono in Piemonte? 16. Ci lamentiamo delle spese di giustizia e tassiamo il pubblico impiego. Vuole sapere qual è la maggiore spesa delle intercettazioni telefoniche? Il fatto che le società che gestiscono la telefonia sono pagate. Allora, Telecom, Vodafone e tutt'altre, quando mettono a disposizione le linee non dovrebbero essere pagate, loro sono concessionari di un servizio e se lo Stato lo richiede e invece paghiamo un sacco di soldi, ma perché non parliamo di questo allora? Il personale amministrativo, sappia, è depauperato da vuoti di organici, senza attività di aggiornamento, il personale amministrativo sta peggio dei magistrati e purtroppo però questa è la giustizia. Nessuno Oggi Libero sostiene che voi in non so quanti anni, pochi anni recenti, avete avuto un aumento del 17% come magistrati. Allora, io devo dirle, non so Libero cosa ha scritto, confesso che non per snobismo, per mia incapacità, mancanza di tempo, non sono esperto di queste materie stipendiali. Quello che le posso dire però è che la protesta dell'Associazione Magistrati non è fine a se stessa ed è proprio solo di quella categoria, è una parte della protesta del settore pubblico, perché ci troviamo in un paese in cui, come ho detto prima alla sua collega del TG3, il debitore dice non rinviamo il pagamento, ma annulliamo il debito e lo dice soprattutto, come l'Associazione Magistrati ha ricordato, anche ai giovani magistrati. Adesso però il ministro Alfano dice no, in effetti è stato calcolato che la perdita in termini di stipendio dei magistrati giovani sarà di circa 10 milioni lordi all'anno. E allora forse abbiamo ragione a dire questo, cioè che allora è un provvedimento iniquo questa imposizione, un prelievo fiscale. Scusi, noi stiamo procedendo verso la fine, ma io avrei una cosa da chiedere. Lei chiede però una cosa importante. Un'altra cosa di lei che mi piace è che lei è contraria a tutti i dietrologismi, cioè non vede mai, non crede a tutte le famose trame di quelli che manovrano, quelli, quell'altro, eccetera, eccetera. Però c'è un evento che sembra smentirlo proprio recentemente ed è il fatto che improvvisamente ritorna la mano dei servizi segreti dentro le stragi del 92-93. Sapeva niente? È una cosa che lei smentisce? Ci sono invece delle novità? Dunque no, io non ho titolo... tutto in un minuto? No, certo, in un minuto. Io non ho titolo per smentire perché non conduco quelle indagini. Nel mio libro mi soffermo sui presunti misteri che conosco, quelli relativi alla scoperta della base di via Montenevoso, su cui la commissione stragi... Però lì c'era una questione di servizi Tobagi. Anche lì, no? Allora, tenga presente che mi ha sorpreso, per esempio, leggere sul Corriere della Sera una critica al procuratore Grasso. È stato detto che le sue affermazioni sarebbero concepibili se ci fosse la separazione delle carriere. Non vedo nesso tra questo. Io invece rispetto il fatto che il procuratore Grasso, ma tutte le procure antimafia, stanno lavorando su delle ipotesi ed è giusto che continuino a lavorare. Se poi questo oggi diventa un mistero nella informazione come dire, sottolinea delle responsabilità dei servizi che non sono stati attualmente accertati, io non sono d'accordo. È necessario che la magistratura faccia le sue indagini. Alla fine si tirano i bilanci. Allora, dire a priori, io credo che di misteri in Italia ne abbiamo, però fortunatamente abbiamo anche tante pagine luminose che sono state annebbiate dall'idea del mistero. Quindi lasciamo lavorare
chi ha il compito di farlo. Forse evitiamo anche di esagerare in costruzioni che devono ancora essere verificate, questo mi pare che sia molto importante. Un applauso a lei su questa posizione. Benissimo, grazie tantissimo. Il libro del procuratore si chiama Armando Spataro, ne valeva la pena, è appena uscito venerdì nelle librerie. Grazie procuratore, la rivedremo, immagino.